No, volevo, adesso qui c'è anche il consigliere Correno, solo una comunicazione, poi magari trasmetterò una sintesi ulteriore ai consiglieri comunali, in modo particolare al consigliere Correno, perché in settimana credo sia prevista una convocazione sulla modifica dello statuto riferito alla Fondazione Musicale Santa Cecilia, e mi pare che entro il 30 di aprile ci sarà un consiglio provinciale dove verranno portate all'attenzione le decisioni. Quindi io chiedo al consigliere Correno collaborazione per quanto è possibile, nel senso che io ho avuto contatto con la Presidente e con il Direttore Generale che mi ha garantito rispetto alla corrispondenza in essere, mi ha garantito che verrà posto all'ordine del giorno, così come mi ha comunicato che la Commissione provinciale verrà. Comunque io volevo dire al Consiglio che è probabile che il capogruppo questo argomento venga riproposto, se non all'attenzione del Consiglio, e mi premurò di fare una sintesi di tutte le decisioni che sono state assunte dal 23 aprile del 2007 a oggi, quindi consigliere Correno, ma poi le farò avere per avere la possibilità di ulteriori elementi, se fossero necessari. Non lo so, ne do un'altra copia, così questa spero che sia, siccome me la sono fatta fare in maniera molto più puntuale. Io insisto perché c'è un problema, voglio ricordare a tutto il Consiglio che il bilancio di previsione dell'Istituto Musicale, ma questa è una relazione dove prevede anche le decisioni prese nella fase di commissariamento, perché è stato un periodo molto delicato, il periodo giugno 2009-marzo 2010, dove erano presenti i commissari e anche la Presidente della provincia. Io credo però che questo volevo dare al Consiglio, di confermare al Consiglio che il bilancio di previsione che sarà all'attenzione del Consiglio Comunale, spero prima possibile, mi pare che con il Presidente come 6 mi pare circa, e quindi avremo bisogno forse di fare un po' di ragionamenti. Io volevo dire il 30 di aprile. Allora, noi abbiamo dovuto, siccome la convenzione scade, la convenzione in essere per mozione d'ordine, io chiedo la parola e lei deve dare. Io sto facendo solamente una comunicazione in questo momento dell'interesse del Consiglio Comunale, nel senso che c'è una scadenza e questa scadenza lo devo sapere, mi fermo qua. Il 34 solamente le altre fatto che è scaduto la convenzione tra il Comune di Portogallo e la Fondazione Musicale Santa Cecilia rispetto alla gestione del teatro. Questa è la scadenza. Verificheremo anche se sarà qui, io mi auguro, per quello che vorrei che la Commissione prendesse atto, che se è possibile fare questo, come l'abbiamo fatto l'altra volta, lo faremo anche questo, perché non pregiudicheremo sicuramente, tenteremo di non pregiudicare un periodo di transizione, un'attività. Poi sono d'accordo con voi, ma credo che tutto il Consiglio sia d'accordo in questo momento, quindi rivolgo al consigliere Mascarini che dovremo riprendere in considerazione i costi, le modalità, perché vuol dire che ci siamo impegnati con il consigliere Nancy Bradini di affrontare in commissione tutte queste questioni. I bilanci verranno consegnati, sono stati approvati, quindi c'è bisogno di una trasparenza forte e quindi c'è la ampia disponibilità dell'amministrazione comunale a prendere in considerazione queste questioni. Consigliere Troveano, lei ha chiesto la parola, scusi, non è previsto, mi scusi consigliere, non è previsto che nelle comunicazioni intervengano i consiglieri. D'altra parte il signor Sindaco ha detto che è un argomento che verrà riportato nelle commissioni e anche in capigruppo, quindi le chiedo di essere osservante del regolamento che non prevede che È un fatto personale mio, è un fatto personale la mozione d'ordine. Come mi toglie la parola? C'è stato un dialogo tra il consigliere Comiano e il sindaco e noi siamo stati qua ad ascoltare e lei prende la parola a un consigliere comunale. Ma roba da matti. Ho presentato 2 mozioni, me le avete scartate con l'arbitrio.
Tento di parlare, non si parla. Consigliere Florian, io applico un regolamento e cerco di farlo nel miglior. Se lei insiste, io interrompo il consiglio perché scusate, il consiglio sospeso. È un fatto personale. Ma scusatemi, c'è implicato il consiglio comunale, ma lei sospende il consiglio comunale? Ma roba da matti. Per non darmi la parola perde tempo per sospendere il consiglio comunale perché il signor sindaco ha dato gli ordini prima, forse, come le mozioni che ho presentato, perché non vuol discutere della ZTL, ma vedremo quando la presenterà a Portopraro più se non la accoglierà. Vedremo. Sindaco del chi? Di Porto Luaresi, va a Caure, va. Sì, a maniera di pesce. Chiedo la mozione d'oro per fatto personale, si può interrompere il consiglio comunale le volte si vuole, è scritto nel regolamento, non si può parlare. Mascarini, Costino, basta. Non mi interessa. No, se te con il mondo, sì, poi ma ho continuo con il mondo. Sì, ho continuo. Non sono mio più capoluogo. Te che cavare da questo? Adesso passiamo all'ordine, chiedo la parola per mozione d'ordine, è iniziato un nuovo consiglio comunale, chiedo la parola prima delle cose. Consigliere, un attimo per cortesia. È un nuovo consiglio comunale, appena iniziato, per cui io posso chiedere la parola. Consigliere Florian, 3 minuti per dire quello che lei deve dire. Grazie signor Presidente. Volevo richiamare il Presidente del Consiglio Comunale sulla precedente seduta sulle comunicazioni. Nonostante i miei gesti per farmi capire che non si poteva intervenire sulle comunicazioni, vorrei rivedere la registrazione. Hanno parlato quasi tutti i consiglieri del Consiglio Comunale, che io non ho parlato. Adesso io volevo dire il fatto personale, in quanto consigliere comunale, di pregare il signor Sindaco, per rispetto del Consiglio Comunale intero, che le intese, i dialoghi tra il consigliere Coriano e il Sindaco su una richiesta di collaborazione sia fatta in privato, perché lei ha introdotto una questione politica molto difficile su questo e non ha i corrispettivi dell'etica a lei che ci tiene molto. Dunque lei ha un consiglio comunale, si avvalga del consiglio comunale, faccia delle commissioni ad hoc per andare in provincia e a discutere, poi dopo se il consigliere provinciale Coriano decide di dare collaborazione a lei per i suoi programmi, per la definizione dei suoi programmi, questo è un fatto personale tra lei e il consigliere Coriano. Credo che altri sindaci si siano avvalsi e dei deputati e dei consiglieri provinciali, ma lo hanno sempre fatto in una certa maniera e con un certo stile. Grazie. Grazie consigliere